Il re cananeo di Arad, cagliere a sta tal Negev, ha sentì che Israele stava arrivando paltroi di Atarim, al tacca da urman batae quintre di Israele e al fase qualche prigioniero. Allora Israele gli fase una volta al Signore e dice: se tu mi metti stes mans quest popul, li societas saran avodadis e als venidrem. Il Signore ascoltà la voce di Israele e mettette sos mans i cananeos e lis lor cidats e che lu clamarin corme. I figli di Israele partirono dal Monte di Cor per strada dal Mar Rosso, per chiappare la volta tor a tor de terre di Edom, ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo al fevelà quintri Dio e quintri Mosè, perché non sveso fas saltafur dall'Egitto per farnos morire in quel deserto? Perché che colì non dè né pan né aghe, e osì ingomeas di questo nutrimento che non ten. Allora il Signore mandò fra mieci dal popolo sarpins che brusavano e che beccavano la int, e un disordine di israeliti a morire. Allora il popolo al venire di Mosè e gli dice: ho vin peccato perché ho vin fevelato quintre dal Signore e quintre di te. Pre il Signore che slontane di noi che serpins. Mosè al preap al popolo. Dopo di essi stato beccato, il Signore dice a Mosè: faciti un serpente che al bruse e mettilo per sopra di una piertia. Quel che dopo di essi stato beccato lo chialerà e resterà in vita. Allora Mosè al fase un serpente di bronzo e lo mette per sopra di una piertia. Quanche un serpente aveva beccato qualcuno, se che al chialava il serpente di bronzo, restava in vita. Allora i figli di Israele partirono di lì e si camparono a Obot. Partiti di Obot si camparono a Eabarim, dal deserto, che è in faccia di Moab, de bande che lieva il sorelli. A partire di lì e si camparono te conche di Zered. Poi dopo di lì all'erano in denant e si camparono su quel che altre rive dall'Arnon, che scorta al deserto e al ven fu dai confini dagli Amoreos. Di fatto l'Arnon è il confine di Moab, Jenfri Moab e Amoreos. Perché si dice dal libro des guerris del Signore: Vaeb in Sufe e in Rius, l'Arnon è la cleve dei Rius che si sbassa verso il sud di Moab. Di lì all'erin a Ber, questo è il poc che il Signore dice a Mosè: clama d'ogni il popolo e io gli darai l'aghe. Allora Israele al chiantà questa chiante, spisule poc, chiantailo, poc che lo han chiavati i prins, che i grandi del popolo lo han forato, col bastone dal comando e con i loro macis. E dal deserto all'erin a Matana,
di Matane a Nacaliel, di Nacaliel a Barmot, e di Barmot alla conche che è tes pustotis di Moab, donde la specie di Pische, che è in face dal deserto. Israele mandà mes a Sicom, re di Amoreos, a Disili: lasciami passare per totiere, no voltarin pai chiamps, ni pai vignai, no bevarin laghe dei poz, e allarin per strade dal re fin tremai che no varin passat i tiei confins. Ma Sicom, non lascià passare Israele per i suoi confins, che anzi, al clamadoglie tutte la soint e agli essi quintri di Israele dal deserto, arrivà a Ias e al tacà battaglie quintre di Israele. Israele lo batté, passandolo a fil di spade, e acchiappò la sottiera dalla mon finta a Jacob, slargiansi fin tremai tetiere dagli armonis, perché il confine dagli armonis agli era fuort. Israele acchiappò tutte queste città e sistemà in tutte le città dagli Amoreos, venga stai in Chesbon e in tutte le città dell'intorno. Chesbon era di fatto la città di Sicom, re degli Amoreos, che aveva fatto guerra al re di Moab, che gli era prim e che aveva portato via tutta la terra fin tremai ad Arnon. All'è par quel che dicono i poeti, entrait in Chesbon, ben fatta su e con fondis buinis, e è la città di Sicom. Perché che un fu al saltafur di Chesbon, una flamma che de città di Sicom, a divorà ar Moab e glotè cux dall'Armon. Puar mai te, Moab, tu sei pierdut, popolo di Camos. Alla fat cori i suoi figli e li sos figli li adadis via sclavis al re di Amoreos, Sicom. No però io vin passats fur per fur con i sfrecis, che sbon aie rovinate fin dal Libon, o vin fiscat fin a Novac, che è donde di Madabè. Israele si sistemà donde tetiere degli Amoreos. Allora Mosè al mandà a esplorare Iazer e i figli di Israele acchiapparen le città dal suo territorio e la paraven in via gli Amoreos che erano stati aventi. Poi dopo avvoltaren e allerin su per strada di Basan. Oggi, re di Basan, agli essi, quintre di loro, con tutta la soin, per taccarlo a Andrei. Ma il Signore disse a Mosè: non stave paura di lui, perché che io tal metterai testos mans, lui, tutta la soin e la sottiere. Trattalo come che tu has trattato Sicom, re degli Amoreos, che ieri sta a Chesbon. I figli di Israele lo batterin, lui, i suoi figli e tutto il suo popolo, di modo che non il resta in vita neanche un, e acchiapparin paronance de sottiere.